Bentrovati con l'approfondimento che segue il telegiornale serale con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Ciao Ferdinando, bentrovato. Buonasera Marco a tutti. Allora Ferdinando, dobbiamo partire da quello che è successo nel pomeriggio nel centro di Trieste, nella giornata di commemorazione in memoria del giornalista Amerigo Grills. Formazioni antagoniste hanno contestato quelli che erano, diciamo così, i manifestanti in memoria del giornalista, a cui è intitolato peraltro il noto premio. Ne è scaturito un parapiglia di cui vediamo anche le immagini in questo momento girate da Gianluca Paladina, Alessandro Carelli in centro città. Parapiglia con la polizia di mezzo, pare siano volati calci e pugni, pare sia stato colpito anche il collega giornalista Giampaolo Sarti. Vediamo poi le cariche di alleggerimento, come si dice in questi casi, della polizia in pieno centro città, Ferdinando. Sì, per fortuna nulla di grave, insomma è certo che momenti di tensione ci sono stati. Mi viene da domandare come mai questo avviene oggi, quando le commemorazioni, il momento di ricordo che uno, diciamo, chi ha sostenuto e conosciuto Amerigo Grills ne ha apprezzato l'amicizia o il lavoro giornalistico, tutto ciò debba avvenire soltanto oggi, dopo che, dicevo, questa commemorazione, ricordo tanto che c'è anche un premio animato da Fausto Biloslavo e Gianni Calessini e non solo. Appunto proprio adesso debba avvenire una manifestazione di questo tipo che secondo me è sbagliata, perché inevitabilmente va a cercare una tensione e uno scontro. Ben inteso, così come è sbagliato vedere dei saluti fascisti, qualora questi accadano o possano essere accaduti, di certo in passato, come abbiamo visto e documentato anche noi stessi, in un'occasione di questo tipo, anche perché professarsi fascisti oggi ovviamente, oltre a essere antistorico, è un reato, come ben sappiamo, è una cosa che veramente non ha alcuna ragione d'essere. Devo dire che cercare una provocazione in un pomeriggio del genere, una tensione, evidentemente ci vedo una lettura, diciamo, più di attualità politica verso le elezioni che un vero intento di ribadire le proprie idee. Farlo cercando una tensione, uno scontro in un momento così delicato, costringendo anche le forze dell'ordine a un intervento di messa in sicurezza di entrambi, passatemi il termine, gli schieramenti, ecco, è una cosa che avrei evitato fortemente. Ognuno è libero di manifestare nel rispetto della legge, lo faccia alle sue aspirazioni libere, appunto, e per le proprie idee, come sempre è stato. Non è detto che debba essere una parte che vieti a un'altra di manifestare liberamente le proprie idee. Allora, domani naturalmente sentiremo da Prefettura e Questura se ci saranno eventuali decisioni in materia, perché ricordo esiste il DASPO urbano, esiste l'arresto differito, insomma esistono varie possibilità per, come dire... No. È appena successo, quindi anche la ricostruzione poi ci sarà, anche da parte delle forze dell'ordine. Non vorrei che, come al solito, in questo paese ci dovesse essere solo e per forza una ragione corretta del giornalismo, una ragione corretta perché sei militante da una parte, il giornalismo va bene, non dovrebbe esserlo mai il giornalismo militante. Noi siamo un esempio perché abbiamo democraticamente tutti rappresentati sempre, non solo nei telegiornali ma nelle trasmissioni. Ecco, vorrei ricordare questo aspetto. Non deve essere il racconto della storia valido solo quello di una parte, altrimenti devi stare zitto. Cioè, è questo l'errore che non può essere compiuto sul fronte della storia, del confronto, del dibattito politico. Non c'è mai solo e soltanto una ragione. C'è, è corretto, un dibattito politico che deve essere libero di confrontarsi da entrambe le parti. Il momento in cui vai necessariamente a zittire per volontà qualcun altro perché un'idea, un ricordo, un'amicizia non ti piace, è sbagliato. Allora, poi c'è l'altro tema che, come dire, giorno dopo giorno stiamo seguendo nelle reazioni politiche e nelle reazioni istituzionali, relativamente a quanto è successo in Piazza Libertà a Trieste, quella scuola, quella classe elementare di Marostica che dal vicino Veneto è venuta in gita a Trieste, e gli insegnanti, all'interno di un percorso didattico in cui hanno spiegato cosa avviene sul fronte delle migrazioni e in particolare per quanto riguarda la rotta balcanica, hanno portato
ospitato i loro alunni in Piazza Libertà assieme ad alcuni volontari di Linea d'Ombra nel momento proprio in cui venivano consegnati i pasti. Il video realizzato da un esponente di questa associazione postato sui social ha scatenato il dibattito politico, le prese di posizione abbiamo registrato però ora finalmente una risposta da parte del dirigente scolastico della scuola di Marostica che, dopo aver sottolineato a sua detta la valenza del progetto, ha anche detto però quel video postato non va bene e lì siamo pronti a denunciare. Guarda, anche qui, come sempre facciamo, abbiamo sentito tutte le voci e solo il fatto, tra l'altro con un tuo servizio, di aver raccontato per primi questo episodio, ne siamo stati tacciati di essere colpevoli di impostare politicamente. Non mi sembra, perché se tutti i giornali, non solo i telegiornali, nazionali e del nord-est e altri telegiornali hanno raccontato la vicenda, evidentemente qualcosa è successo, evidentemente c'è un dibattito che forse non può essere ignorato, credo, ci saremo sbagliati, però vedo che tanti sono intervenuti, pedagogisti, professori, giuristi non solo, ma qualcuno anche diciamo dato una lettura terza ancora tra chi è favorevole a quanto è successo, chi è assolutamente contrario, ad esempio il sindaco di Piazza, e chi tra coloro sta nel mezzo perché dice bella l'idea, sbagliata l'applicazione. Io mi trovo francamente tra questi dicendo che sbagliato forse perché sono stati bambini troppo piccoli, stiamo scoprendo ulteriori capitoli diciamo di questa vicenda nel sapere liberamente come questa esperienza venga proposta da alcune scuole che possono accettarla o come no. Ritengo che se i genitori ne erano a conoscenza e hanno approvato, basta, di che polemica vogliamo discutere? Possiamo affrontare anche in maniera logica e lucida questo tema, però consentitemi di dire due cose. La prima è l'abbiamo fatto in un luogo che è un simbolo, ma che è una sorta anche di trincea delle difficoltà di affrontare questo tema, certificata, perché lì non stiamo noi a inventare ogni settimana, purtroppo quotidiana, ma ogni settimana un episodio di violenza è anche grave, purtroppo negli ultimi periodi. Allora era proprio il caso di portare lì i bambini a per questo incontro educativo, per quanto contestato abbiamo sentito da molti. Forse poteva avvenire altrove. Non c'era una piena sicurezza, mi è sembrato di capire, perché abbiamo raccontato noi oggi come gli organi ufficiali non ne fossero al corrente. Nel non esserne al corrente parliamo di un presidio, lo dice la lettera del preside della scuola di Marostica, ma il presidio non è stato richiesto, eccola qua la lettera, il presidio è fisso e lo è da settimane, proprio perché noi stessi alla quest'ora abbiamo chiesto scusi, ma cosa si fa per risolvere le problematiche di sicurezza, non stiamo parlando di accoglienza. Il presidio c'è per gli accoltellamenti, no? Esattamente, guarda questo passaggio. Stasera al Ring del Veneto, su Antena 3, farò vedere questa lettera, la leggeremo insieme. Sai quanti eccolo lì, uno per esempio, è una stupidaggine, dell'educazione civica, sono 2 errori di ortografia. Stiamo parlando di un preside, mi dispiace, di una scuola che pensa che sia un intento educativo anche quello di portare giustamente dal loro punto di vista i ragazzi a conoscere, ragazzi di quinta elementare, a conoscere i migranti, ma partiamo da una lettera scritta da un dirigente? Cioè, e questo ne ho contati almeno 7 errori di ortografia, non solo il del apostrofo staccato educazione, il punto alla fine staccato cioè parliamo di un contesto educativo, possiamo partire dall'italiano, e lo dico io per primo che faccio questo lavoro, divento pazzo quando vedo qualcosa di scritto male da un giornalista su un giornale, su un libro, da noi, nel crawl, anche stasera, cioè quando vedo qualcosa di errore, visto che questa è una lettera importante dopo giorni di polemica, forse qualche attenzione in più ce l'avrei messa, soprattutto in un contesto educativo.
Ecco, adesso resterà da capire quello che succederà dopo quella che è il fascicolo, diciamo così, mi viene da dire, anche se non è questo il termine corretto, aperto diciamo così, dalle istituzioni legate al mondo della scuola del Veneto, questa indagine interna, dai, definiamola così. Ma secondo me già arriva l'ispettore del Ministero, guarda, certo è una polemica, va avanti da giorni, l'ho detto, finirà in niente, e reputo anche che sia giusto che non finisca in niente. C'è un problema di sicurezza, per fortuna è andato tutto bene, c'è un tema per cui i genitori hanno autorizzato, quindi se tu sei genitore di un minore, sai cosa stanno andando a fare nella gita tra Aquileia e Trieste, vanno a incontrare i migranti, se lo sai, come dice il dirigente, ne erano tutti al corrente, basta. Ecco, sul fronte della sicurezza possiamo discutere, sulla pubblicazione online di quel video è chiaro, è stato un errore riconosciuto, mi sembra, tant'è che quel video è stato immediatamente rimosso e la scuola non era a conoscenza della pubblicazione, certo non l'ha condiviso, la pubblicazione di questo video. Ci sono tutta una serie di errori magari compiuti, anche se credo che una lettura terza di quello che è avvenuto, al di là dei due schieramenti che devono essere per forza, il centrodestra contesta, il centrosinistra difende, cosa per me profondamente sbagliata, perché si può avere anche un'idea di mezzo, ecco, questo è quello che ovviamente consegniamo ai giorni di questa polemica. Ne riparleremo a Ring, è ovvio, non solo stasera in Veneto, ma anche giovedì a Tele 4 e ovviamente venerdì, quando parleremo dei temi della città. Certo, ne parleremo all'interno dei nostri approfondimenti, ovviamente. Forse col prefetto, no? Sì, certo, come con il prefetto che sostanzialmente ha detto non c'è nessun problema, per esempio in quella piazza, se si distribuiscono i pasti, c'è qualcuno però, lo ha detto il prefetto, che sta andando oltre, e su quell'oltre diciamo che c'è tutto l'interrogativo relativo anche alla vicenda di Piazza Libertà. Diciamo. Ma sai, mi piace perché se hai organizzato una cosa, se l'hai proposta alle scuole, rivendicala, cioè perché non si può intervenire dicendo qualcosa ai nostri microfoni, considerato anche che per esempio il presidente Schiavone è ospite 2 volte a settimana dei TG. Certo, ha sempre spazio. Non mi sembra che lo spazio sia sempre stato sia negato a qualcuno. Qual è il problema? No, perché poi rischiamo di passare noi per quelli che negano lo spazio. Zero assoluto, che sia chiaro, perché è stato chiesto ripetutamente, non più tardi di oggi, con contatti che si sono cercati, di dire la propria, perché credo che sia in questo dibattito democratico possibile dire. Non è che uno ha la sua idea e ha ragione e non interviene per difenderla perché non ritiene l'interlocutore all'altezza. Ecco, discutiamone. Grazie al nostro vice direttore Ferdinando Avarino, restate con noi, restate con i programmi su Tele 4. Ho tentato di salvare Susanna ma non mi ha risposto né alla porta né chiamandola al cellulare. Parla la vicina che ha tentato di allertare la 77enne morta nell'incendio nel suo appartamento in Viale D'Annunzio. Manifestazione antagonista contro il ricordo del Amerigo Grills, scontro fra manifestanti antifascisti e quanti raccolti in memoria del giornalista. Polizia a dividere le 2 frange in centro città. 30 studenti positivi alla tubercolosi al liceo Carducci Dante di Via Corsi, il direttore di Asurgi Poggiana, al momento sono asintomatici, profilassi in corso dopo il caso di una ragazza ammalata. Gita di classe fra i migranti in Piazza della Libertà, il preside della scuola di Marostica pronto a denunciare la rappresentante di Linea d'Ombra per il video in cui ha intervistato i bambini chiedendo i loro nomi. Basta spot, la giunta di piazza batte un colpo sul problema della violenza giovanile, se ne interessi l'appello del PD che ha presentato in piazza Venezia una mozione in materia. Manovra comunale da 182 milioni di euro presentata dall'assessore al bilancio Bertoli, capitoli di spesa per un triennio dedicati a eventi, manutenzioni e investimenti. Brescia pareggia la serie con la pallacanestro Trieste, giovedì terzo atto al Palla Rubini con fattore campo in mano ai biancorossi, ma il presidente bresciano si infuria per la scarsa affluenza al Palasport.
Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con il notiziario di Tele4. Il giorno dopo l'incendio nel palazzo di Viale D'Annunzio è costato la vita alla 77enne Susanna Leonard. Abbiamo raccolto la testimonianza di una vicina di casa che ha tentato invano di allertare la donna. Vediamo. Alle 7:40 circa sono scesa per andare a un appuntamento e mi sono accorta di sto fumo che usciva. Sono scesa sotto e al quinto piano suona dalle persone vicino, la signora che con il cagnetto l'ha uscita anche lei, dice se la signora accanto prova a svegliarla, invece non rispondeva e il fumo era proprio denso che usciva fuori. L'ho chiamata anche al cellulare pensando che magari dorme, così sente il cellulare, si sveglia e non ha risposto. Questo è il racconto dell'inquilina che risiede al sesto piano del palazzo di Viale D'Annunzio 79, che scese le scale a livello sottostante durante l'incendio, ha cercato in tutti i modi di salvare la 77enne Susanna Leonard, ha bussato alla porta, ha suonato al campanello, l'ha pure chiamata al cellulare, ma niente. Con ogni probabilità la donna era già morta sul suo letto, considerando che il corpo è stato trovato carbonizzato dai pompieri che hanno dovuto sfondare la porta. I vigili del fuoco, insieme con la squadra della polizia scientifica, indagano sulle cause del rogo. Una delle ipotesi rimane quella della sigaretta lasciata accesa e forse pure di un contestuale malore della donna, ma al momento dal comando di Via Dalviano viene riferito che non c'è ancora alcuna certezza sull'innesco che ha provocato l'incendio, i 13 intossicati e l'evacuazione completa del condominio. L'appartamento andato in fiamme è stato posto sotto sequestro dalla polizia in attesa delle indicazioni della magistratura, mentre tutti gli altri inquilini sono rientrati a casa nel pomeriggio. Il giorno dopo la tragedia sono molte le persone a ricordare Susanna, la pensionata appassionata di musica e canto, era stata responsabile infermieristica di Casa Bartoli, la struttura per anziani comunale di San Luigi. A ricordarla con affetto Flavio Pauletti, direttore della struttura complessa di Asugi, che si occupa di gestione delle prestazioni sanitarie e dell'attività sociosanitaria. Susanna ha lavorato con me per molti anni, era direttrice della Casa Bartoli, una casa di riposo, una persona veramente sempre molto disponibile e presente e un punto di riferimento per tutto il gruppo professionale degli infermieri di Casa Bartoli. Una persona che insomma si spendeva molto per gli altri, da quello che abbiamo capito. Assolutamente, anche questo, lei era veramente con le persone anziane, le attiva, le faceva sorridere, le faceva partecipare per quanto possibile. Davvero una collega importante con cui ho lavorato benissimo, sono molto dispiaciuto. Blitz antagonista contro il ricordo di Almerigo Grills in Viale 20 settembre. Scontro fra manifestanti, vediamo. Stiamo vedendo in corso gli scontri in Viale 20 settembre tra coloro che volevano commemorare la figura di Almerigo Grills e invece le persone contrarie. Polizia sul posto che sta cercando di contenere le violenze in corso in questo momento. Ve lo stiamo mostrando, la situazione era tranquilla fino alle 18, poi i cori che si sono sentiti in lontananza, vedo volare calci e pugni, ma anche cinghie, forse qualche bastone, forze dell'ordine in tenuta antisommossa per contenere la folla. Annunciata la manifestazione per la commemorazione di Almerigo Grills, così come era annunciato il probabile intervento di persone che potevano contestare questo momento. Sono lanciati sulla folla in tenuta antisommossa, i poliziotti stanno cercando di contenere le violenze, sono volate sedie, tavoli dei bar e vi stiamo mostrando in questo momento gli scontri che avvengono in Viale 20 settembre. Giampaolo Sarti, giornalista del Piccolo, sei caduto a terra, sei stato colpito mentre cercavi di documentare quanto stava avvenendo qui in Viale 20 settembre. Sono qua, giornalista come voi, mi è arrivato un pugno da dietro in faccia, qua. Cioè sulla nuca, roba che sbattevo la testa qua. Stavo facendo il video, mi ha lanciato via il telefono per aria, il video che stavo facendo e che ha ripreso anche chi mi ha colpito,
adesso è cancellato. Comunque ragazzi è pazzesco, cioè questi sono animali, no anzi neanche animali, perché animali hanno un'altra dignità, peggio, guarda, lasciamo perdere. Naturalmente la nostra solidarietà, la mia piena personale solidarietà al giornalista Giampaolo Sarti per quanto gli è successo, quasi inutile dirlo, ma in realtà bisogna dirlo. Queste cose non devono accadere. 30 studenti, nessuna violenza deve accadere. 30 studenti della succursale del Carducci Dante sono risultati positivi alla tubercolosi. Allo screening ha aderito solo la metà dei ragazzi della scuola. La SUGI fa appello alle famiglie per ampliare i test e in caso di positività avviare la profilassi per evitare la malattia. 30 studenti della sede di Via Corsi del liceo Carducci Dante sono risultati positivi alla tubercolosi. A confermarlo è la SUGI, precisando che i ragazzi non sono malati e non hanno sintomi e non sono contagiosi. L'azienda sanitaria ha avviato i test nella scuola dopo che a dicembre una ragazza si era ammalata. E già in quell'occasione abbiamo trovato che quasi il 90% della classe era positivo. Abbiamo poi messo in atto tutti quelli che sono i protocolli di prevenzione, quindi abbiamo una volta trovati positivi al test intradermico di Mantoux, abbiamo fatto la radiografia del torace per escludere che si tratti di un caso di malattia, abbiamo messo in atto la profilassi antitubercolare, che è una profilassi che viene fatta proprio per evitare che un'infezione latente possa in un futuro sviluppare la malattia. I ragazzi risultati recentemente positivi hanno dunque un'infezione latente. È proprio un'infezione tubercolare latente, non è una malattia, non ci sono lesioni polmonari e quindi la persona con infezione latente non può emettere con gli starnuti, con la tosse, il bacillo. Dopo altri 2 casi riscontrati di tubercolosi, l'attività di ricerca per trovare altri possibili casi di positività è stata estesa all'intero plesso scolastico, ma al momento solo il 50% degli studenti, circa un centinaio, ha aderito. E in questo caso purtroppo abbiamo avuto un'adesione del 50%. Questo ci dispiace molto perché molto probabilmente non si capisce l'importanza di questa azione di prevenzione, che è proprio un'azione preventiva, non deve spaventare, ma è un'opportunità per individuare quella che può essere un'infezione tubercolare latente che io posso trattare preventivamente in modo che in un futuro non si sviluppi. Per cui siamo già pronti con una lettera per sensibilizzare le famiglie. Il modo più semplice e veloce per togliersi la preoccupazione è fare il test. Non fa male, non costa, è veloce e rapido e dà la tranquillità, sperando che non essere positivi, ma se si fosse positivi meglio poter subito aderire a un piano profilattico, quindi fare la profilassi. Dopo giorni di silenzio arriva una presa di posizione ufficiale da parte della scuola di Marostica sulla vicenda dei bambini portati fra i migranti a Trieste. Denunce in arrivo, pretese di sicurezza, percorsi formativi e una politica in trincea. C'è di tutto nella vicenda dei ragazzini della scuola di Marostica portati tra i richiedenti asilo in Piazza Libertà a Trieste. E finalmente anche la scuola prende posizione con una circolare ufficiale. Partiamo dal principio, ovvero dal percorso di educazione civica che ha portato all'organizzazione dell'uscita. Il dirigente scolastico marosticense Gianluca Garlini fa sapere che il viaggio di istruzione si è svolto nel rispetto delle procedure interne, fra organi collegiali e consenso preventivo dei genitori. Garlini, nella sua valutazione conclusiva, dice che l'esperienza ha permesso agli alunni di constatare in prima persona il tema dei diritti umani, intesi come necessità concrete, e parla di un'alta valenza formativa. Attenzione, perché da qui in avanti il terreno si fa più accidentato. Nella circolare, infatti, si fa un chiaro riferimento al video girato all'insaputa dei docenti e diffuso sui social senza alcuna autorizzazione da parte della scuola o delle famiglie. Il dirigente lo definisce un fatto grave che lede i diritti dei minori e si riserva di agire in ogni sede. Tradotto, la scuola denuncerà chi, all'interno dell'associazione Linea d'Ombra, ha pubblicato sui social i video dei ragazzini. E ora la faccenda si ingarbuglia davvero, perché sono in molti a chiedersi quali fossero i rapporti fra la scuola e le associazioni coinvolte, a vario titolo, nel percorso che ha portato alla trasferta in Piazza Libertà. Proprio qui, in Piazza Libertà, si pone infine il punto interrogativo più grande di tutta questa vicenda, al netto del battibecco politico e delle prese di posizione. Già,
perché la scuola sostiene che l'iniziativa si è svolta in condizioni di piena e totale sicurezza. Ma a Trieste non risultano comunicazioni ufficiali alla questura o alla prefettura e chi bazzica la cronaca cittadina sa che quella zona è presidiata costantemente dalle forze dell'ordine. E su questa vicenda un nuovo commento del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, sentiamolo. Io dico, chi ha fatto questo ha sbagliato, chi ha usato i bambini ha sbagliato. Così il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza sul caso della gita di classe della quinta elementare di Marostica in Piazza Libertà e sulle polemiche scaturite nei confronti degli insegnanti accompagnati dai volontari dell'associazione Linea d'Ombra che si occupa dei richiedenti asilo, che hanno portato gli alunni in mezzo ai migranti proprio davanti alla stazione centrale, dove si susseguono settimanalmente episodi violenti alla luce del sole, come ricordato anche dal prefetto di Trieste Giuseppe Petronzi a Ring. Nel senso che nel momento in cui, come è emerso dalle cronache, nel giro di un mese ci sono un paio di coltellate, sono stati portati dei bambini nei posti dove ci sono state delle coltellate. Poi il sindaco di Trieste ha espresso la sua posizione sulla raccolta firme avviata nella città veneta a sostegno dell'iniziativa delle maestre dell'istituto. Sinistri, è un classico, loro si comportano così, loro pensano sempre di avere ragione. Invece io dico che i bambini sono sacri e non abbiamo bisogno di questo tipo di manifestazioni anche dopo aver speso 22 milioni di euro per i minori stranieri. 22 milioni di euro, tanto per spiegare ai cittadini, sono circa 44 miliardi di vecchie lire. Il primo cittadino della città della Bora è tornato anche sull'ipotesi di denunciare le maestre della scuola di Marostica, poi tramontata a seguito del parere dell'ufficio legale del municipio, ravvisando però anche questioni di sicurezza sanitaria rispetto a quell'escursione che sarebbero state, secondo Di Piazza, messe a rischio dagli accompagnatori. Però dico, usare i bambini, io dico tutto possiamo fare, meno i bambini sono sacri, dico portare. Ti faccio una domanda, e se per caso un bambino che era scalzo mi saliva sotto un chiodo o un pezzo di vetro? Punto di domanda, cosa succedeva? Sono 648 le persone arrestate da quando sono stati ripristinati i controlli al confine tra Italia e Slovenia, tra queste 277 per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. A ciò si aggiungono quasi 1.500.000 persone identificate, 700.000 veicoli controllati, 11.000 stranieri irregolari e rintracciati, questo dall'ultimo report. Il Partito Democratico di Trieste scende in campo contro il fenomeno del disagio e della violenza giovanile. Sentiamo le interviste. Siamo qua oggi in Piazza Venezia sulle Rive alla luce di quanto accaduto nelle notti del 9 e del 17 maggio. Sempre più spesso si assiste a risse fra giovani e giovanissimi in pieno centro, episodi di violenza, degrado e disagio, con l'abuso di alcol come catalizzatore. Le conseguenze di fatti del genere sono pesanti per tutti, da chi rimane ferito a chi si ritrova l'auto parcheggiata sulla pubblica via con vetri e specchietti rotti, fino ai danneggiamenti subiti dai locali. Durante le risse non mancano sedie che volano e tavoli ribaltati. Il Partito Democratico di Trieste scende in campo presentando una mozione, primo firmatario il consigliere Luca Salvati, con la quale si chiede alla giunta comunale di agire tempestivamente. L'appello rivolto in primis al sindaco di Piazza, farsi portavoce di queste istanze al tavolo per l'ordine e la sicurezza pubblica che periodicamente viene convocato in prefettura. Un aumento dell'organico delle forze di polizia che sono in sofferenza, si chiede di ripristinare la figura del poliziotto di quartiere, un serio piano di videosorveglianza, visto che il decreto sicurezza fa riferimento anche a dei fondi per i comuni, e si chiede, anche interfacciandosi con i parlamentari, che si facciano carico presso il Ministero della Pubblica Istruzione di portare avanti, potenziando quelli che sono una serie di progetti educativi, coinvolgendo possibilmente le famiglie. Ecco perché chiederemo anche la convocazione di un nuovo consiglio straordinario sul tema della sicurezza. Il prefetto, in un'intervista che ha rilasciato proprio alla vostra emittente, ha osservato come spesso ci si soffermi sull'ultimo miglio, su quando i reati vengono commessi, mentre sarebbe importante intervenire a monte su quelle che sono le situazioni, i contesti in cui si generano queste situazioni. C'è tutta una parte anche ricordata dal comandante della polizia locale che riguarda proprio anche la prevenzione e l'educazione dei ragazzi.
Mi ricordo per esempio in questa zona non tanto tempo fa anche i progetti contro l'utilizzo delle sostanze, un utilizzo consapevole, venivano comunque organizzati perché era un'area centrale della Movida e probabilmente bisognerebbe riprendere anche un discorso educativo che aiuterebbe a contrastare questi fenomeni. Prosegue il piano di assunzione di nuovi agenti della Polizia Locale di Trieste. Saremo ancora sotto organico. Okay. Sempre più competenze e lavoro in un territorio che sta cambiando. Ecco perché le ultime assunzioni di agenti della Polizia Locale sono considerate fondamentali, anche a fronte dei pensionamenti. Arrivassero altri operatori, certo, non sarebbero sgraditi e l'organico sarebbe completo. Ad ogni modo, l'introduzione nel corpo municipale di 5 nuove figure che vanno a sommarsi ai 16 assunti lo scorso dicembre per un totale di 21 è accolta con entusiasmo dagli assessori comunali alla Polizia Locale e al personale, rispettivamente Caterina De Gavardo e Stefano Avian, e dal comandante Walter Milocchi. L'organico ora conta 289 dipendenti, di cui 47 con funzioni amministrative. Fra gli operatori, oltre al comandante e al suo vice, ci sono 27 commissari e 213 fra agenti e ispettori. Possiamo aspettarci altre assunzioni in futuro, nel breve periodo? Beh, adesso nel breve noi dobbiamo sempre fare una pianificazione che va in più anni, pertanto vedremo se ci sono le necessità di intervenire, sicuramente come l'abbiamo fatto interverremo sicuramente. È chiaro che il territorio necessita una vigilanza adeguata, la Polizia Locale ha fatto passi avanti notevoli negli ultimi anni, ribadisco anche grazie all'entusiasmo e all'energia dei nuovi, ma un'energia che è stata sempre molto ben coordinata e incanalata dall'affiancamento dei colleghi più esperti. Diciamo che questa implementazione in più agevola sicuramente, migliora il controllo e ovviamente se fossimo ancora di più, perché nel nostro lavoro si può usare strumenti, però il controllo del territorio deve essere svolto dalle persone che devono essere visibili. Per i nuovi agenti è previsto un periodo di prova di 6 mesi e dovranno svolgere una serie di corsi per prepararsi ad affrontare tutti i contesti in cui sono chiamati a operare. C'è l'obbligo del superamento, ad esempio, del maneggio dell'arma, per cui stanno già facendo la formazione al poligono di Opicina, fanno un periodo di addestramento qui da noi nel corpo, vicino ovviamente a colleghi anziani per vari aspetti, da partire a compilare un preavviso, un verbale di sequestro, un verbale di rimozione, fino a aspetti un po' più particolari e peculiari, e in più tutti fanno 4 settimane a Paluzza insieme agli altri colleghi della regione, dove hanno una formazione dal commercio all'edilizia, all'ambiente, alla procedura penale, all'infortunistica stradale. Più risorse per servizi sociali, cultura, manutenzione e grandi opere. Presentata oggi la variazione di bilancio comunale. La variazione di assestamento del bilancio comunale porta nuove risorse per servizi sociali, cultura, manutenzioni e grandi opere con interventi distribuiti tra il 2026 e il 2028. Una parte significativa delle entrate deriva da contributi regionali, in particolare per il sociale, il verde pubblico e la promozione della lettura. Sul fronte della spesa corrente il 2026 concentra gli stanziamenti più consistenti, previsti 1.800.000 euro per trasferimenti straordinari ai teatri cittadini e oltre 1 milione per eventi e servizi legati al Natale e al Capodanno. Per quanto riguarda la parte corrente, 1.800.000 euro per il finanziamento dei musei e teatri, 1 milione di euro per gli eventi natalizi, ma parliamo anche di 550.000 euro per quanto riguarda la manutenzione del verde urbano, 400.000 euro per l'area sport, 600.000 euro per gli arredi scolastici, 1.200.000 euro per l'area cultura, quindi una variazione molto corposa. Sul fronte degli investimenti la variazione di conto capitale vale complessivamente circa 182 milioni di euro. Tra gli interventi principali tornano la riconversione dell'ex fabbrica macchine, la riqualificazione della piscina Bianchi e la cittadella dello sport e della salute a Montebello, sostenuti anche da project financing privati. Nuovi fondi regionali e statali finanzieranno inoltre il restauro di Palazzo Gopcevic, lavori alla scuola Sauro, al Conservatorio Tartini e gli interventi nell'area di Piazza Libertà con la già annunciata recinzione, costo 1.200.000 euro. Le risorse che stanziamo ulteriormente per quanto riguarda strade e marciapiedi, che si aggiungono ai 5.400.000 euro stanziati nel 24 ai 2 milioni di euro stanziati nel 25, ne stanziamo ulteriori 3 milioni di euro per strada e marciapiedi, onde consentire all'area competente di partire immediatamente con le procedure di gara e i lavori importanti che la città aspetta. Il sindaco infine ha anticipato che da luglio potrebbe tornare disponibile il parcheggio del piazzale retrostante il Silos. Dopo la sezione triestina di Futuro Nazionale guidata da Angelo Lippi, nel capoluogo giuliano ne arriva una seconda, quella fondata dal noto avvocato Federico Pastor.
La motivazione che mi ha spinto a iscrivermi a Futuro Nazionale è quella di poter far parte e con orgoglio della nascita, della crescita, della costituzione di un partito che sicuramente penso possa cambiare le sorti della nostra amata Italia. In Consiglio regionale oggi si è vagliata la legge multisettoriale, si passa dalla casa alla cultura fino ai servizi cimiteriali. Sono diversi gli argomenti affrontati nella legge multisettoriale, si passa dai servizi cimiteriali alla politica della casa, dalle infrastrutture alle piccole e medie imprese. Abbiamo sentito diversi consiglieri regionali rispetto a quelle che sono le priorità di questa legge. La nostra legge regionale che cerca di sostenere ovviamente il mondo dei tecnici comunali, dei tecnici che poi cercano di rendere conformi ovviamente gli edifici che costruiti prima di una certa data o in alcuni casi avendo perso sia per il terremoto sia per fasi alluvionali la documentazione non possono rendere più la dichiarazione di conformità strutturale degli edifici. Abbiamo proposto una norma che consentirà nel caso proprio di perdita certificata degli archivi, laddove esiste un titolo edilizio che cita la conformità strutturale, di riconoscerla come valida. Intensificare le sedute dell'osservatorio sul caporalato, sul problema appunto della tutela dei lavoratori più fragili, soprattutto in agricoltura. L'ultima considerazione è che ancora una volta la scuola dell'obbligo non tiene conto che prevede i 16 anni e dunque per quel che riguarda lo scuolabus ci sono dei contributi fino alle scuole medie e inferiori, ma noi riteniamo che bisogna garantire un trasporto in sicurezza anche per i ragazzi fino a 16 anni. Con questa multisettoriale noi facciamo proprio una norma nazionale che d'ora in poi chi vorrà cremarsi dovrà decidere ovviamente con due elementi, o una dichiarazione notarile, cioè con un atto notorio, o rilasciando presso il comune di appartenenza le volontà presso le dichiarazioni di trattamento dei propri dati sensibili. Quindi non sarà più affidato a un parente, anche vicinissimo come era finora, la sensibilità o meno su questo tema, le volontà. No, le volontà vanno scritte. Il grosso della discussione sarà sugli emendamenti presentati dalla Giunta regionale, presentati ieri, dove ci sono chiaramente importanti risorse spostate per quanto riguarda il rilancio impresa, occupazione, per l'aiuto alle imprese per i costi dei carburanti, sul fotovoltaico, e poi ci sono delle importanti nomi della cultura. Ora la pubblicità, ma torniamo fra poco. Presentato oggi a Trieste il bilancio di sostenibilità territoriale del Friuli Venezia Giulia di A2A. A2A ha presentato il 10° bilancio di sostenibilità territoriale per il Friuli Venezia Giulia, che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del gruppo sul territorio nel 2025 e i piani di attività previsti per i prossimi anni. Oggi noi rendicontiamo 39 milioni di euro di valore restituito al territorio del Friuli Venezia Giulia per le nostre attività e oltre 160 milioni di investimenti messi a terra nel 2025, sempre sullo stesso territorio. Oltre 110 milioni di euro sono stati destinati nel 2025 alla centrale di Monfalcone, dove continuano i lavori per la realizzazione di un impianto a ciclo combinato ad alta efficienza alimentato a gas e predisposto per l'uso di idrogeno. Per Monfalcone complessivamente il gruppo ha previsto circa 600 milioni di euro di investimenti nel periodo 2019-2035, 17 dei quali dedicati al progetto di riqualificazione dell'area, in corso la finalizzazione delle opere civili e la dismissione delle strutture impiantistiche che occupano il fronte mare fino alla linea di 100 metri dal filo banchina. Il gruppo continua inoltre a investire nella produzione di energia rinnovabile. Entrato in funzione lo scorso settembre il parco fotovoltaico tra i comuni di Santa Maria la Longa e Pavia di Udine. Entro il 2027 negli stessi comuni verrà realizzato un secondo sito. Fondamentale il ruolo della generazione idroelettrica legato alla centrale di Somplago. Stiamo anche continuando gli investimenti di manutenzioni sul nucleo idroelettrico, quindi sulla centrale di Somplago e su tutta l'asta relativa,
In particolare molto importante è il consolidamento sismico della diga dell'Ambiesta, che è stato recentemente autorizzato dopo un lunghissimo iter e che adesso stiamo realizzando e mettendo a terra. La Germania-Brescia ha vinto gara 2 nei quarti di finale playoff, battendo la Pallacanestro Trieste per 90-82. Giovedì al Pala Rubini il terzo atto. Brescia pareggia la serie sfoderando la forza della second unit con Nan e Kwonu decisivi e Bilan a torreggiare da dominatore nell'area giuliana. Trieste però non molla un istante, dimostrando tutta la voglia di restare agganciata al match con una difesa arcigna, purtroppo non supportata da percentuali e circolazione di palla paragonabili all'esordio di playoff di sabato scorso. Una serie di indizi che portano a pensare che quella fra la leonessa Brescia e i biancorossi potrebbe essere una serie molto lunga. La cronaca ci porta una partenza ancora una volta di marca triestina con Bannan, Ramsey e Ross che portano gli ospiti sul 7-13. I biancoblù con le spalle al muro dopo la prima sconfitta chiariscono subito le intenzioni di giornata cercando in post Bilan e Barnell, oltre che affidandosi all'efficacia al tiro di Rivers per un controparziale di 10-0. Le buone intenzioni di Toscano Henderson, ancora una volta positivo, si traducono in 4 punti in fila per il 21-19 di fine primo quarto. Dopo aver di nuovo messo la testa avanti con il messicano, arriva il momento di Nan che nella partita in cui Della Valle esce quasi dai giochi per una botta alla gamba diventa assoluto protagonista del primo tempo con 12 punti dalla panchina e percentuali vicine al 100%. Accanto a lui Kwonu che con 3 triple quasi consecutive spezza la difesa di coach Taccetti. Al parziale si sommano le storie tese fra Ruzier, purtroppo fuori partita, e Kwonu che fruttano 4 tecnici con pure Brown e Ndura a pagare il parapiglia a metà campo. Sul meno 13 però Trieste non crolla, ma ha l'intelligenza di concentrarsi possesso dopo possesso nel rientrare. Il 49-42 di metà gara è quasi un lusso considerata la fiammata degli uomini di Cotelli. Nella ripresa il cannoniere Ramsey mette 2 triple che portano Trieste nuovamente a contatto e va in scena una frazione di bella pallacanestro. Al mini break di Brescia che sale sul +7 risponde Ross, al nuovo strappo di Nan e Rivers replica Toscano Henderson per il 68-63 a 10 minuti dal termine. Quando più conta però ecco di nuovo Bilan che trova soluzioni difficili da contenere per i lunghi nostrani. I suoi canestri e la tripla di Rivers marcano il +10 interno. I biancorossi non riescono a sfruttare al meglio un antisportivo su Brown e Della Valle, unica tripla del match, mette le olive nel Martini. Serie sull'1-1 si prosegue giovedì al Pala Rubini. Durissime le dichiarazioni del presidente del Pallacanestro Brescia, Mauro Ferrari, per la scarsa affluenza di pubblico nelle prime 2 partite casalinghe con Trieste. Abbiamo registrato 6.500 spettatori in 2 partite. Il primo match era gratuito per i 2.500 abbonati, ragazzi e squadre affiliate. Sono sicuro che giovedì per gara 3 in una sola partita a Trieste troveremo quei 6.500 spettatori e forse di più. Sono furibondo, ha aggiunto Ferrari, per la risposta della città, nessuno escluso, deluso anche da alcuni sponsor. Parole che suonano forte e chiare in un panorama della Serie 1 in cui si vocifera di altri possibili titoli sportivi in fase cessione e ci si chiede se possa essere proprio quello di Brescia. È tutto da questa edizione del notiziario di Tele4, grazie per averci seguito e buona serata.